che chiamo qui il nostro grande oratore per l'indipendenza veneta, Alessio Morosì. Ho fatto una sorpresa, ma volevo sentirlo parlare. Veneti, oggi lo chiamano, lo ricordiamo come il tremendo giorno del Dodese. Noi dal 12 maggio 2012 lo faremo diventare lo straordinario giorno della indipendenza, il giorno dalla quale parte l'indipendenza del Veneto. Oggi un giorno di sabato dove tanti pensano alle loro cose, voi avete scelto di venire in piazza in questa straordinaria città che è la nostra capitale per rivendicare l'esercizio di un diritto che nessuno può conculcarci, che è il diritto alla indipendenza veneta! Io voglio dire ai veneti e anche a quelli che sono ancora dubbiosi nel nostro territorio che non si devono preoccupare. Qui ci sono delle persone serie, delle persone con i piedi per terra, delle persone che vogliono l'indipendenza in modo democratico, in modo pacifico, in modo elettorale, perché uno Stato baro, e l'Italia è uno Stato baro, chi viola le sue leggi lo possiamo battere definitivamente solo ricorrendo alla legalità negata. Indipendenza! 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 Io credo che non dobbiamo spendere altre parole, faremo le nostre conclusioni nella piazza di San Giacometto, dove è nata Venezia, dove rinascerà l'indipendenza del Veneto. Questa piazza è importante perché attraverso questa piazza, fra 3 giorni, martedì, sarà depositato in quello che è provvisoriamente ancora un seggio, una sede delle istituzioni italiane di cui il Veneto non ha il controllo né politico né legale. Di fatto noi andremo a depositare una istanza di democrazia diretta, la richiesta di un referendum per l'indipendenza del Veneto. Questo vogliamo. Ormai è giunto il tempo, con un'Italia morente, di rivendicare questo nostro diritto, e quindi attraverso questa piazza e da quella calle martedì chi è attualmente nei seggi del Parlamento veneto, o tale dovrebbe essere, sarà impegnato politicamente a portare avanti un progetto che, nonostante il 62% di consensi ottenuto solo 2 anni fa, non hanno ancora avuto il coraggio, la forza, la capacità, la libertà di portare avanti. Lo faremo noi, li trascineremo nella loro responsabilità politica verso l'indipendenza. Indipendenza! Indipendenza! Allora, abbiamo già sentito dire l'introduzione al suo discorso e adesso con grande gioia e grande onore lascio la parola al nostro grande Alessio Morosì. Allora, io voglio vedere le bandiere che sventolano, se no non parlo. Bisogna credere, l'indipendenza non è una gita, l'indipendenza è un impegno, l'indipendenza è responsabilità, l'indipendenza è un percorso legale, elettorale e pacifico. Io spero che dopo questo campo
campo di Venezia tra i più importanti, perché siamo ai piedi del ponte dal quale è nata la città e dal quale poi è partita l'esperienza sovrana di uno Stato che si chiamava Serenissimo, perché era basato su principi alti, nobili, dove il dovere civico era veramente rispettato e sentito, non come quelle cose che vediamo nel Parlamento italiano, dove viene quotidianamente sciupata e calpestata la sovranità popolare. Noi vogliamo che sia rispettata la sovranità popolare. Ebbene, la parola d'ordine è una sola: indipendenza. Indipendenza! 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 Non possiamo permettere a nessuno, a chi ha bruciato sull'altare del compromesso italiano e del malaffare, parole nobili quali federalismo ed altre simili. Queste persone non devono occupare anche lo spazio dell'indipendenza. Ormai si devono scansare e far entrare il treno veloce dell'indipendenza, che arriverà presto alla meta, io credo nel giro di poco tempo. Ed è per questo che da questo campo io ti do appuntamento alla vera grande nostra piazza, che è Piazza San Marco, davanti alla Basilica, davanti al Palazzo Ducale, dove entreremo presto per governare un Veneto indipendente. Indipendenza! 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 Oggi, contemporaneamente alla nostra manifestazione, c'è stata nella città di Perasto una cerimonia vissuta da alcuni nostri esponenti che sono stati partecipi della festa, ed ho ricevuto un messaggio che voglio leggervi. Oggi a Perasto è stato commovente, scrive Teresa D'Avanzo. Un discendente triestino di Viscovic ha letto il discorso in veneto e in croato, dico nu e nu coti. Poi, con le lacrime agli occhi, la gente ha salutato ancora una volta la bandiera di San Marco. Indipendenza! 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 Ringraziamo Teresa e gli altri amici che oggi da Perasto hanno fatto un gesto importante a rivendicare una identità ed una sovranità che mai è stata rinunciata e mai, ricordatevelo, mai potrà essere ceduta a chi che sia. Ne abbiamo disposto con un referendum nel 1866 che è stata una truffa, come hanno detto gli storici, ma oggi per le stesse ragioni rivendichiamo un plebiscito al contrario, per tornare a casa nostra a disporre in modo pieno di quella sovranità che il popolo veneto non poteva, non ha e non potrà mai cedere a dei cialtroni che stanno facendo soltanto i loro interessi e che hanno tradito quell'incarico, quel mandato che la gente gli aveva dato. Il Veneto può salvarsi soltanto attraverso l'indipendenza, e quindi alzate le bandiere, sventolate queste bandiere. Il giorno 12 maggio noi oggi, a 215 anni dal tremendo giorno, dobbiamo far diventare il 12 maggio la data storica della riconquista della libertà, dell'avvio verso l'indipendenza. Indipendenza! 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 Io vi do appuntamento, sono convinto, a presto, nella piazza di San Marco, davanti alla Basilica e davanti a quella che è stata la sede delle istituzioni del Veneto, il Palazzo Ducale. Lì
attimo, sono i fatti davanti e prima di noi. Siamo noi in ritardo. Dovremmo vergognarci di non aver assunto un'iniziativa di cambiamento prima d'ora. Oggi è la storia che ce lo impone e la storia dice una sola parola che deve essere la nostra parola d'ordine: indipendenza! 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 Grazie a tutti e viva San Marco!